un'occasione importante. Azione Viva, Italia Viva oggi si riunisce qui ad Agrigento per riorganizzare e rilanciare il partito anche a livello non solo agrigentino ma anche regionale. Beh, noi qui ad Agrigento è stata per Italia Viva e Azione un'isola felice, perché abbiamo superato tutti i parametri a livello nazionale rispetto alle altre province siciliane, quindi oggi è solo una riconferma di tutta la nostra operazione politica. E oggi noi diciamo, mentre gli altri hanno tanti deputati ma fanno poca politica, noi non abbiamo deputati ma vogliamo fare tanta politica per la provincia di Agrigento, e quindi facendo politica oggi nomineremo i coordinatori di Agrigento, faremo anche le deleghe sulle deleghe provinciali, e quindi noi a differenza di altri ci muoviamo perché crediamo nel nostro territorio, e quindi Azione Italia Viva alle prossime amministrative, già pensiamo alle prossime amministrative, si presenteranno insieme in sinergia e vedremo di fare le alleanze non basate sugli schieramenti di destra o di sinistra, ma chi è in grado e idoneo ad amministrare quel territorio. Su questo è il nostro punto di riferimento. Non ci interessano le appartenenze, ma ci interessano la capacità ad amministrare. Ci può anticipare chi saranno i delegati qui ad Agrigento che opereranno nel territorio? Sì, saranno Fabrizia Napoli, insegnante, e Giovanni Manganella, già presidente del comitato di gestione INPS. E quindi su queste due persone che sono transitoriamente nominate in fase di passaggio al terzo polo, in quanto queste sono nominate come Italia Viva, e poi con il terzo polo faremo un ragionamento più di carattere complessivo. Quale sarà la loro azione nel territorio? Beh, noi non abbiamo pregiudizi anche nei confronti dell'amministrazione, noi ci interessa se il sindaco vuole governare queste città e come vuole governare. Mi sembra che su questo ci dobbiamo sedere anche con lui, chiederemo a breve un incontro con il sindaco Miccichè e poi valuteremo le sue iniziative, e saremo noi qui, torneremo di nuovo ai nostri cittadini a dire se questo sindaco ha le idee chiare, allora noi continueremo. Voglio fare solo un ricordo che nel 2019 ad Agrigento sono venuti 1 milione di turisti. Se questo dato non viene migliorato, allora vuol dire che c'è un problema, e i turisti vengono ad Agrigento nonostante la politica non faccia niente per fare venire i turisti ad Agrigento. Ci sono consiglieri che magari sposeranno in futuro il vostro progetto politico? Allora, noi facciamo politica, e chi vuole fare politica per il territorio troverà nel terzo polo una casa, e quindi non abbiamo noi in questo momento, sicuramente verranno, è ovvio che verranno, sicuramente ci saranno già dei consiglieri di cui abbiamo avuto un'interlocuzione, non abbiamo noi difficoltà a discutere con i consiglieri, però non devono essere solo per posizionarsi come partito politico, a noi interessa fare politica, che è una cosa diversa, o di maggioranza o di opposizione. Stiamo costruendo il terzo polo anche in Sicilia, anche nella provincia di Agrigento. Credo che ci sarà bisogno della nostra azione contro un'autonomia differenziata che la Lega vuole imporre anche al sud, pensando al nord, costruendo un percorso che aggreghi i cittadini sulla voglia di fare politica e non sul clientelismo. In assemblea regionale, al governo della regione, si vede tanta approssimazione, noi vogliamo rappresentare l'alternativa. Ecco, le linee locali si sposeranno con quelle nazionali, ecco, voi siete autonomi, diciamo, distanti dal centrodestra ma anche dal centrosinistra, ecco, marcerete così sempre da soli indipendentemente o ci possono essere convergenze a destra o a sinistra? Ma vedremo, intanto noi dobbiamo costruire il nostro partito qui in Sicilia, che di fatto era nato con la campagna elettorale, non esisteva il terzo polo prima della campagna elettorale, quindi intanto ci dedicheremo a noi stessi, strutturarci comune per comune, creare un unico partito e non più una federazione. Poi naturalmente ci sarà tempo per le alleanze, ci sono le elezioni europee, quello è un sistema proporzionale, quindi potremo intanto presentarci da soli. Intanto già ci sono le prime sfide nel Lazio e in Lombardia, sfide importantissime che, diciamo, possono determinare appunto la consistenza vostra anche in prospettiva futura. Assolutamente sì, quelli sono i primi 2 appuntamenti elettorali in cui ci presenteremo di fatto come soggetto politico. Alle politiche
ci candidammo con una lista più che come un soggetto politico e abbiamo avuto un grande risultato intorno all'8%. L'obiettivo è diventare il primo partito del Paese e io sono convinto che ce la possiamo fare, perché questo Paese è un Paese di moderati, di riformisti, che non ama tanto le ideologie, gli scontri ideologici, ma ama soprattutto quello che si fa concretamente giorno per giorno. La vostra posizione sulle intercettazioni telefoniche, alla luce anche del ridimensionamento che il Ministro vuole fare, anche alla luce di quello che è stata la brillante operazione che ha visto la cattura del latitante denaro? Ma le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per la magistratura e nessuno le deve minimamente mettere in discussione. Altra cosa è la diffusione che viene praticata da certi PM, fortunatamente la minoranza, perché la stragrande maggioranza sono pubblici ministeri che fanno benissimo il loro lavoro, e da giornalisti, e poi l'uso distorto che si fa di quelle intercettazioni, coinvolgendo magari persone che non c'entrano nulla con le indagini, diffondendo intercettazioni che poco hanno a che fare con le indagini. In quel caso quello è un uso distorto di uno strumento che è efficace e che è utile per le indagini. Tutto questo va regolamentato e va evitato quella devianza che c'è, che rovina la vita ai cittadini. Farete la stampella a Giorgia Meloni? No, la Meloni governa il Paese legittimamente, sarà votata dai cittadini, noi siamo all'opposizione. Sindaco di Aragona, lei si è speso alle scorse elezioni per la formazione politica di Renzi e Calenda, ecco ora qual è la prospettiva per il futuro del partito qui ad Agrigento in provincia? Ma guardi, noi siamo soddisfatti del risultato elettorale ottenuto alle regionali, anche perché sapevamo di non potercela fare, perché è stato un polo costituito proprio qualche giorno prima, possiamo dire, della presentazione delle liste. Però siamo soddisfatti del risultato che abbiamo avuto a Roma e comunque siamo soddisfatti del risultato che abbiamo avuto anche alla Regione. Siamo pronti a continuare nella battaglia che abbiamo fatto fino adesso, perché oggi più che mai questa Sicilia ha bisogno di una svolta. Oggi si parla, ecco, di autonomia differenziata. Attenzione, la Sicilia soffre dell'insularità, soffre di quelle che oggi sono il caro idrocarburi, quindi io spero che il governo ne tenga conto e comunque sono convinto e sicuro che Renzi e Calenda faranno delle battaglie per difendere il nostro territorio, per dare alla possibilità a tutte le imprese siciliane di poter essere equiparate alle imprese del nord Italia, perché noi i mercati sono l'Europa, i mercati sono il nord Europa e quindi noi qua scontiamo il caro carburanti e scontiamo il caro trasporti. E voglio ricordare che se oggi da Milano per arrivare a Berlino ci vogliono 100 euro di biglietto aereo, dalla Sicilia per arrivare a Berlino ci vogliono 400 euro di biglietto aereo. Quindi io auspico che il governo si ravveda su questa autonomia differenziata e comunque sono convinto che tutti i deputati e senatori del terzo polo si batteranno e lotteranno affinché la Sicilia e il meridione d'Italia gli venga riconosciuta quella insularità, quel disagio che ha nell'essere lontana dai mercati europei. Sarà un suo ruolo all'interno? Sì, io sono stato nominato in questo momento nel coordinamento regionale di Italia Viva, ma comunque già siamo terzo polo, già è stato fatto un coordinamento nazionale del terzo polo, quindi a giorni diciamo che a scalare si farà un coordinamento regionale del terzo polo dove il gruppo dirigente di Azione Italia Viva comunque confluiranno in un unico contenitore e a seguire anche ci saranno anche i gruppi provinciali e quelle che sono le sezioni comunali, che non ci saranno più sezioni comunali di Italia Viva d'Azione, ma ci sarà il terzo polo, un polo riformista, attento a quelli che sono i bisogni della gente e a quella che è lo sviluppo economico. Voglio ricordare tutto quello che è stato fatto da Renzi e Calenda, l'industria 4.0 che ha dato la possibilità a tante imprese di poter innovarsi e rinnovarsi.
il bonus il bonus scuola che Renzi aveva dato e che oggi in parte viene tolto, perché la cultura è importante, un paese si misura anche e principalmente per il grado culturale che ha, la cultura è innovazione, la cultura è sviluppo. Quindi io mi auguro di poter riuscire in tutto questo e comunque di fare un'opposizione non solo serrata ma anche costruttiva. Non saremo opposti a qualsiasi cosa, saremo opposti nelle cose che non funzionano, ma saremo pronti a votare tutto quello che porta beneficio e sollievo alla nostra terra.